TG Plus News edizione di Treviso, buonasera. Nella serata del 16 dicembre è stato comunicato dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'azienda ULSS 2 Marca Trevigiana un caso sospetto di febbre con emorragia in una persona di 55 anni rientrata di recente da un viaggio in Congo, residente a Trevignano. La Regione del Veneto fa sapere in una nota ufficiale. Sono in corso gli accertamenti diagnostici che consentiranno di fare luce sull'eziologia della malattia in collaborazione con l'Istituto Comprensivo Lazzaro Spallanzani di Roma. In attesa degli accertamenti diagnostici sono state comunque attivate tempestivamente le misure di sanità pubblica previste per questi casi, in accordo con il Ministero della Salute, l'Istituto Spallanzani e l'Istituto Superiore di Sanità. È stato attivato il protocollo previsto, disponendo anche l'isolamento fiduciario domiciliare per l'unico contatto noto e avviando la relativa sorveglianza sanitaria. Parliamo di economia. Anche gli imprenditori della piccola e media impresa del Trevigiano temono il caro bollette collegato all'arrivo ormai imminente della stagione invernale. A raccogliere le preoccupazioni delle aziende è Luca Fraccaro, presidente di Confapi Treviso. Il nuovo anno ormai alle porte si apre da un lato con prospettive positive dovute alla diminuzione dei tassi di interesse, commenta Fraccaro, ma dall'altro c'è preoccupazione sul fronte dei segnali di un nuovo peggioramento della crisi energetica. Su questo tema a tutti i livelli istituzionali non bisogna abbassare la guardia. Le imprese, anche nella nostra provincia di Treviso, si fanno già carico di altri costi dovuti a tassazione e manodopera. Un rincaro energetico per il 2025 sarebbe una vera e propria mazzata. Sono in programma per giovedì 26 dicembre e mercoledì 1 gennaio le giornate ecologiche a Treviso. Si tratta di appuntamenti promossi dalla Regione del Veneto nell'ambito delle misure di contenimento delle polveri sottili e della sensibilizzazione all'utilizzo di mezzi alternativi alle auto e ad emissioni zero. Le modifiche alla viabilità riguarderanno la zona dentro mura, dove sarà interdetta la circolazione alle auto dalle ore 9 alle ore 18. Al fine di rendere agevole l'accesso ai visitatori, verrà predisposta apposita cartellonistica stradale e infografiche su pannelli a messaggio variabile installati lungo le principali vie d'accesso della città. Sono previste delle deroghe per alcune tipologie di veicoli. Per conoscere i dettagli potete visitare il nostro portale di informazione notizieplus.it. E andrà in pensione dal 1 gennaio 2025 il dottor Filippo Gherlinzoni, direttore dell'unità operativa complessa UOC di ematologia dell'ospedale Cafoncello. Al dottor Gherlinzoni, professionista di riferimento nell'ambito dell'ematologia con un'esperienza quarantennale, commenta il direttore generale dell'ULSS 2 Francesco Benazzi, va un sentito ringraziamento per la professionalità, la competenza, lo spirito di ricerca e innovazione e ultima ma non meno importante, l'umanità e la disponibilità con cui, affiancato da un'ottima equipe, ha gestito un reparto di assoluta eccellenza nel cui ambito è stata recentemente avviata la collaborazione con il centro trapianti di midollo osseo allogenico, diretto dalla dottoressa Stanzani. A lui va la nostra riconoscenza sia per l'attività svolta sia per essersi reso disponibile a continuare a collaborare con l'ULSS 2. Per la copertura del posto di direttore dell'UOC di ematologia è stata avviata la procedura. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.